È rientrato a Treviso il camion giallo targato Veneto tra la terra e il cielo che ha attraversato l'Europa orientale per portare all'estero un assaggio della nostra offerta turistica e solleticare così la curiosità di nuovi viaggiatori. Il progetto, che rientra perfettamente nella politica aggressiva ai mercati promossa dal vicepresidente della Regione Veneto Franco Manzato, ha coinvolto 13 consorzi di promozione turistica della regione, capitanati dal CARD del Po. Ai nostri microfoni Stefano Pregnolato, presidente del CARD del Po. Abbiamo avuto un gran riscontro nelle capitali di questi paesi dell'est in cui siamo andati. Diciamo che in cifre, in numeri, abbiamo avuto migliaia di persone sull'isola di accoglienza perché è stata fatta una gran campagna di comunicazione prima dell'evento. Abbiamo distribuito coupon per il gioco a premi, una media di 1000 persone per ogni piazza che hanno avuto il piacere e il diritto di vincere una vacanza nel nostro territorio. Particolarmente apprezzata l'Isola del Gusto, allestita al centro degli stand espositivi, perché, come ci ha spiegato il vicepresidente della regione Franco Manzato, uno dei temi trainanti del turismo veneto è l'enogastronomia. Il presidente Pregnolato ci spiega l'idea di promuovere anche i prodotti tipici. Le giornate dell'isola di accoglienza sulle piazze venivano somministrati prodotti del nostro territorio, cucinati dai nostri chef veneti, come anche nelle cene di gala. A proposito di cene di gala, presente all'evento in Piazza dei Signori c'era anche Tino Vettorello, che per l'Italia ha recentemente curato i menù di Casa Italia a Vancouver. A lui abbiamo chiesto quali sono le richieste culinarie del turista. Il turista chiede alla ristorazione di mangiare quello che viene dalla nostra terra, un piatto tipico, la tipicità. Dobbiamo continuare nella nostra tipicità, rivisitiamoli, innoviamoli, però il prodotto deve rimanere sempre lo stesso. Da questo roadshow, che è andato a colpire un bacino di circa 77 milioni di turisti, ci si aspettano grosse soddisfazioni. Gli organizzatori puntano ad attrarre e fidelizzare il 5%, portando in Veneto oltre 3 milioni e mezzo di turisti neofiti della nostra regione. Ed eccoci rientrati per tirare così un po' le conclusioni di questa prima parte di Cronache Trevigiane dedicata al mondo delle bonifiche. Con noi il presidente Gargano dell'ANBI che proprio qualche settimana fa ha presentato a Roma un piano importantissimo per ridurre il rischio idrogeologico e idraulico in Italia attraverso la prevenzione. Un paese dove operiamo su 17 milioni di ettari di superficie, dove oltre 1 milione di questi, oltre 1.200.000 ettari sono sotto il livello del mare, ci sono 6 milioni di pianura, tutti attraversati da oltre 100.000 chilometri di canali che i consorzi di bonifica mantengono, dove queste acque vengono raccolte e portate addosso a 754 idrovore che le sollevano meccanicamente e le versano in mare. Io credo che è un lavoro importante. Ecco, un territorio che si modifica continuamente, dice lei. Noi pensiamo, sembra che ultimamente frane, alluvioni siano davvero all'ordine del giorno. Il problema qual è? È una serie di problemi, sicuramente complessi e articolati, le do un po' di elementi. Il primo, la variabilità climatica si è strutturata, cadono le stesse quantità di piogge ma in maniera tropicale, cioè concentrate, trovano un territorio assolutamente diverso. Abbiamo perso negli ultimi 15 anni 3.700.000 ettari di superficie agricola utilizzata, ma nel contempo abbiamo costruito 3.900.000.000 di metri cubi di nuovi vani. Quindi questa pioggia che cade in maniera tropicale trova un territorio profondamente diverso, una popolazione fortemente concentrata nelle attività sulle coste che abbandona all'interno del paese, sono tutti elementi di fragilità rispetto ai quali l'attività di manutenzione fatta dai consorzi di bonifica, cioè da dei soggetti sussidiari che operano direttamente sul mandato dei consorziati, deve essere messa in condizione di fare la propria parte e quel piano va proprio in quella direzione. Grazie Presidente per essere stato con noi, vi auguriamo buon lavoro. Questa parte di Cronache Trevigiane si chiude qui, adesso un po' di pubblicità e poi seconda parte. Sappiamo che le somiglianze spesso non sono evidenti. Noi e i nostri clienti ci assomigliamo da sempre. Perché siamo cresciuti negli stessi luoghi, perché parliamo la stessa lingua, perché abbiamo gli stessi valori, perché sappiamo guardare avanti. Siamo con te perché siamo come te.
Sappiamo che le somiglianze spesso non sono evidenti. Noi e i nostri clienti ci assomigliamo da sempre. Baiubadu, 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 baiubadu. Perché siamo cresciuti negli stessi luoghi. Perché parliamo la stessa lingua. Perché abbiamo gli stessi valori. Baiubadu, Perché sappiamo guardare avanti. baiubadu. Siamo con te perché siamo come te. Ben ritrovati, seconda parte di Cronache Trevigiane che dedichiamo all'ambiente, ancora una volta ambiente e agricoltura. Siamo a Pieve di Soligo perché questo comune è capofila di un'iniziativa. Buongiorno il sindaco, intanto ben ritrovato. Capofila, dicevo, di un'iniziativa che vede coinvolti 7 comuni dell'area del Prosecco di OCG, ma non solo, delle nostre colline, per parlare di chimica, giusto? Chimica e agricoltura, e fare una riflessione. Ciò di cui lei sta parlando rientra nell'ambito di Paesagire, che è una rassegna che è fatta di un insieme di eventi che possono andare dalla discussione di problemi come questo che stiamo per affrontare, importantissimo, e dopo spiegherò per quale motivo, ma anche alla proiezione di filmati, anche alla organizzazione di seminari, di convegni, di rassegne. Quindi è un insieme di iniziative che hanno come unico scopo, anzi che hanno come scopo principale, perché se ne tirano dietro molti altri, quello della tutela del paesaggio. Abbiamo organizzato 3 convegni che tratteranno i diversi aspetti dell'utilizzo dei prodotti, dei fitofarmaci, dei prodotti antiparassitari, dei fertilizzanti in agricoltura, in modo da riuscire a individuare un percorso comune che ci consenta di salvaguardare la salute delle nostre genti, le attività economiche e il nostro bellissimo paesaggio. Credo che eliminare la chimica sia impossibile, però ci sono anche dei sistemi che salvaguardano in primis l'operatore e poi l'ambiente, sistemi per esempio proprio per la diffusione e la distribuzione di queste sostanze chimiche. C'è una sensibilità oggi rispetto a questi problemi che è assolutamente diversa e assolutamente superiore rispetto a quella che solo 10 anni fa era presente anche nelle nostre zone. Senza voler colpevolizzare nessuno, però le priorità erano diverse. Quando si veniva da una economia di sopravvivenza sembrava che tutto potesse essere lecito. Ora noi fortunatamente quel periodo l'abbiamo passato, la nostra sensibilità è molto acuita, la nostra conoscenza, la nostra cultura ambientale è molto aumentata. E questo ci consente di fare delle scelte importanti come questa. Sindaco, noi la ringraziamo per averci introdotto in questa giornata. Andremo ad approfondire l'argomento con i suoi colleghi, lo faremo dopo questo servizio di Cronache Trevigiane con il sindaco di Farra di Soligo. Grazie.